Con Don Vittorio Mosca se ne va un pezzo di storia e di vita del quartiere Seneto, della zona campo sportivo, o meglio del rione Don Guanella, come è conosciuta da Agrigento, che fa capo alla chiesa della Madonna della Provvidenza. Una storia lunga 30 anni. Quando ieri sera, poco dopo le 8:15, le campane della parrocchia hanno suonato a morte, un groppo alla gola e un forte senso di commozione ha assalito tutta la comunità. Era il segnale che Don Vittorio aveva raggiunto la casa del padre. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate. Al suo capezzale i familiari, alcuni parrocchiani, Don Calogero Proietto, Don Aldo Mosca, al quale proprio Don Vittorio nel novembre scorso diede il benvenuto in occasione del suo insediamento. Messinese, Don Vittorio avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 18 marzo. È stato il punto di riferimento di diverse generazioni di giovani con i quali ha sempre avuto un rapporto particolare grazie ai suoi studi di pedagogia, materia che ha anche insegnato nelle scuole superiori. Venne per la prima volta ad Agrigento nell'82, affiancando un altro pilastro del centro Don Guanella e della parrocchia, Don Ruggero Baldan, che assieme a Don Pietro Fusetti ha davvero fatto la storia del quartiere. 7 anni ad Agrigento, poi un breve distacco e infine il ritorno 18 anni fa, sino a ieri sera. Don Vittorio ha animato la vita del quartiere promuovendo una serie di iniziative sociali e culturali, ma avendo sempre come punto di riferimento l'insegnamento del Vangelo e l'attenzione verso gli ultimi, verso i più deboli, ai quali ha sempre tenuto aperte le porte della parrocchia. Sempre sorridente, sempre allegro, aveva per tutti una parola di conforto e di affetto. E i suoi ragazzi, quelli che sono cresciuti con lui, oggi lo piangono e lo ricordano con decine e decine di messaggi postati nel suo profilo su Facebook. Domani alle 15:30 funerali nella parrocchia della Madonna della Provvidenza, celebrati dall'arcivescovo Monsignor Francesco Montenegro e alla presenza di numerosi sacerdoti dell'arcidiocesi e dell'ordine regionale e provinciale di Don Guanella.